Ambiente. Allora, cosa sta succedendo in Consiglio regionale sul termovalorizzatore di Verona? Cade il bue. Ho sentito l'intervista telefonica adesso a Cancian e Cancian e altri consiglieri hanno presentato un'interpellanza su Cade il bue perché questa iniziativa di finanza di progetto portata avanti probabilmente da un gruppo giapponese desta alcune perplessità e alcune domande. Sono i giapponesi che lo vogliono fare. Cade il bue è un impianto che ha una potenzialità autorizzata di 288 tonnellate al giorno, però la sua linea è oltre i 500 tonnellate al giorno, quindi è un grosso impianto, è uno dei 4 più grossi impianti, è il più grosso impianto che c'è nel Veneto, è fermo in questo momento e lì bisogna capire cosa sta facendo Tosi. La Lega, cosa sta facendo Tosi? Che parte è la Lega? La Lega si è divisa, è chiaro, è quello che diceva lei prima, a Treviso boccia i termovalorizzatori e a Verona fa il progetto di finanza di progetto e dà il via ai termovalorizzatori. Scusi, non ho capito bene. La Lega boccia a Treviso i termovalorizzatori ed è favorevole a Verona? Certamente sì. Ed è favorevole anche Friuli Venezia Giulia. Allora, Bonamaier, poi sentiamo il nostro assessore. Bonamaier, la verità bisogna dirla. Io dico una cosa solo, che purtroppo e i Voltagabbana e i Badogliani in Italia continuano a esistere anche dopo il 1945. Chi salta da una parte e dall'altra secondo il caso che fa più comodo. E porto un esempio, per esempio, visto che parliamo di un problema molto interessante. Per esempio, quando si parla di smaltimento di rifiuti e via discorrendo, per me la cosa più importante sono due le organizzazioni che devono interessare. Due sono gli enti, uno sono i comuni e uno sono le regioni. Bene, i signori della Lega che una volta erano d'accordo nell'eliminare le province perché la legge regionale prevedeva l'abolizione delle province, e che se venissero abrogate ci sarebbe un grosso flusso di denaro per poter lavorare e fare dei programmi seri per lo smaltimento dei rifiuti. Io porto solo un esempio. Nelle scuole non si insegna ai nostri figli, perché noi siamo un'altra generazione, quando di questi problemi purtroppo non si parlava, ma adesso che se ne parla, per esempio, per conto mio, uno dei problemi più importanti è la regola dei 3R che gli insegnanti dovrebbero insegnare ai nostri figli, che è riciclo, risparmio e riutilizzo di ciò che viene scartato. Bene.